Continuiamo a parlare di filiera corta e ci siamo trasferiti in territorio di Savigno. Sono con Mauro Muratori e con lui parliamo di api e di apicoltura perché lui ha questa attività. Però faccio una piccola premessa perché Mauro ha iniziato da pochi anni, prima faceva tutt'altra cosa. Cosa facevi, Mauro? Ero manager in una grossa azienda nell'Itera di Bologna. E come mai questa scelta di venire qua tra le colline e soprattutto fare l'apicoltore? Spazi, verde, un po' più di autogestione nel lavoro e insomma la passione per le api, ecco, per Ecco, intendersi. noi abbiamo scelto anche la tua azienda perché comunque tu fai filiera corta, quindi vendi i tuoi prodotti direttamente, insomma Fico ne è un esempio. Eh, Qua è un'attività che quest'anno ha messo in difficoltà i produttori, no? Come d'altra parte per altri settori dell'agricoltura. Molta piovosità, la difficoltà per le api di recuperare miele. Ecco, come avete affrontato questo maggio insolito, direi? Abbiamo per salvare, diciamo, le famiglie, anche se non è un'operazione che facciamo, spesso la facciamo giusto d'inverno, perché d'inverno è logico, abbiamo dovuto anche somministrare un po' di alimenti per cercare di farle sopravvivere, perché ci siamo trovati con le casse veramente vuote di quello che potevano essere sia il miele che il polline per mantenere le loro covate. Quindi è stato l'unico sistema per arrivare a oggi con le casse in salute. Tra l'altro, questo clima sempre ha favorito molto la sciamatura delle api. Assolutamente sì, è non ci si ricordano degli anni così, anche parlando con i vecchi, anni così intensi di sciamature e nonostante i controlli che noi dobbiamo fare proprio per cercare di limitare il più possibile, non sono serviti a molto, anzi abbiamo, come potete vedere, insomma, Quindi sono piccoli sciami raccolti un po' ovunque. ovunque, qui e non solo qui perché ci chiamano in continuazione a raccogliere degli sciami fuori. Mauro, spiegami un po' la tua attività, la vostra attività, perché vedete alle mie spalle c'è Beatrice, che è tua figlia, che insomma sta lavorando sulle arnie. Eh, Producete miele, poi Facciamo il miele, facciamo la pappa reale, facciamo il polline, la propoli, gli sciami e anche le api regine in questo periodo qua. quindi voi avete praticamente a 360 gradi vi occupate insomma del mondo dell'apicoltura, ecco. Certamente. Qua è un territorio incontaminato, diciamo così, anche la scelta di non fare nomadismo e restare ancorati a questo territorio è dettata anche dal fatto di non portare api, insomma, in areali che magari possono essere inquinati. Dico, uso questo termine magari impropriamente. Certamente, poi noi sappiamo benissimo oggi qual è il problema con i fitofarmaci, grosse industrie che sicuramente penalizzano molto quello che è l'allevamento delle api. Ci chiudiamo a scapito di una produttività, però riusciamo a garantire quantomeno un prodotto il più incontaminato possibile. Ecco. Fiore della Caccia è praticamente andato sotto l'acqua, quindi adesso ci sono altri fiori, no? In questo periodo in particolare si sta aspettando la grande fioritura dei prati. Aspettiamo i prati che sino ad oggi hanno dato poco barra niente e aspetteremo il castagno, che sarà la seconda grande fioritura che tutti qui aspettiamo. Giù c'è il tiglio e se non ha subito dovremo riuscire a fare un po' anche di quello. Tra l'altro questa umidità, mi dicevi che ha creato anche problemi nei melari, perché comunque il clima umido li ha un attimino resi molto umidi e quindi va fatta un'operazione per deumidificarli. Sì, esattamente. Adesso il miele, quel po' miele che abbiamo in laboratorio, è necessario deumidificarlo perché contiene un'alta percentuale di acqua. Sapendo che la percentuale massima deve essere attorno al 18% a seconda del miele, ecco noi ci troviamo con dell'umidità del 21, anche il 22 e le api non riescono a maturarlo bene, anzi lo chiudono comunque con questa alta umidità, pertanto bisogna fare per forza questa operazione. Senti, se tu dovessi fare un bilancio del tuo lavoro, insomma, in questi ultimi anni, tra... Ecco qua, buongiorno Beatrice, possiamo vederti anche in volto, adesso non sei più sotto mira delle api. Allora, questa è un'attività che hai, la passione l'hai così recepita da tuo padre.
Esattamente, io quando ho finito le superiori ho incominciato a lavorare con lui, un po' per comunque anche grazie alla scuola, grazie anche a lui ho incominciato ad appassionarmi e adesso lavoro a tempo pieno. E com'è l'approccio, il primo approccio che hai avuto con le api e con un'arnia? È stato traumatico oppure Sì, insomma... il primo approccio è stato molto traumatico perché mi ricordo che quel giorno lì avrò preso sì e no 10 pizzicotti, quindi è stato veramente molto traumatico. Però poi con l'abitudine, non li senti più, quindi Non sei allergica. no, non sono allergica, per fortuna no. Quindi la tua attività insomma ti impegna un po' lavorando sulle api, un po' anche in laboratorio. Un po' in laboratorio, un po' in apiario, alle fiere, ai mercati, è 360 gradi. Sì, è un lavoro molto impegnativo ma che dà molte soddisfazioni. Il vostro prodotto viene alienato nei mercatini che voi fate sistematicamente. Sì, noi vendiamo in mercati settimanali, abbiamo oltretutto il banchetto comunque anche in grandi fiere, come San Giovanni, comunque tutta provincia di Bologna. E la soddisfazione più grande è quando la gente ritorna, prende il nostro prodotto e comunque ci dice che è buono, ci ritorna. Dà Dà soddisfazione. molta soddisfazione, sì. Ecco, per il futuro, lo dico qua con tuo papà, insomma, che cosa pensi di fare ancora? Io ho molti progetti, ho il progetto comunque di aprire anche una fattoria didattica perché così i bambini riescono anche a capire qual è il mondo dell'ape, che è un mondo vastissimo, non è che l'ape punge solo. E ho tanti grandi progetti, comunque anche l'espansione del laboratorio, il progetto della cosmesi, quindi sono tutti grandi progetti che vorrei realizzare un giorno. Beh, insomma, Beatrice ha le idee chiare, direi. Insomma, tu credo che tu, insomma, riesca, insomma, a dare soddisfazione a queste sue aspettative, eh? È il suo bello, cioè avere degli obiettivi di questo tipo mi fa venire sempre più voglia di sponsorizzare, no, la causa. Bene, allora grazie Mauro, grazie Beatrice. Noi continuiamo a parlare di apicoltura, ma dopo un po' di pubblicità.